calcestruzzo della struttura istituti a rischio sismico a Oderzo chiudono scuola media e liceo, oltre 800 gli studenti che saranno trasferiti. La provincia intanto rassicura ricognizioni e interventi in corso in tutta la Marca trevigiana. Paura a San Donà di Piave per l'attacco di un pitbull di grossa taglia che ha azzannato un bambino di 2 anni al braccio, in braccio alla mamma ferendo entrambi. L'animale era sfuggito al padrone e denunciato. Drammatico incidente stradale questa mattina a Barbarano Vicentino, a perdere la vita un pensionato di 85 anni che sbalzato fuori dall'auto è morto sul colpo. Veneto Banca e Popolare di Vicenza, nuova tegola sui risparmiatori per il Consiglio di Stato, niente indennizzo se la richiesta di ristoro contiene degli errori, rischiano in migliaia. Dopo le parole della biologa padovana Antonella Viola sui rischi legati al vino, la replica di chi lo produce, massimo rispetto per gli scienziati, ma non facciamo confusione. Norma regionale datata, nei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro serve più praticità e meno burocrazia. L'appello degli artigiani di Treviso che hanno presentato un progetto con la realtà virtuale nei cantieri. È andata a buon fine l'operazione di consegna aiuti dal Bellunese in favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra, arrivati a destinazione i mezzi organizzati dai volontari di Lamon, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi. Buonasera, eccoci in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Con il caso Oderzo, possiamo definirlo così, una decisione sofferta ma inevitabile. Il Ponte Morandi ci ha insegnato che non possiamo rischiare, così il sindaco della cittadina trevigiana motiva la decisione shock di chiudere la scuola media e il liceo Scarpa. Un'indagine commissionata dal comune parla di una resistenza del calcestruzzo troppo bassa. Dopo alcuni giorni di didattica a distanza scatta la rivoluzione degli spazi. Io sono convinta che non cadrà, ma può essere una convinzione mia. Anche il Ponte Morandi era lì da tanto tempo, eppure è caduto, e quindi con questa possibilità ho deciso di chiudere la scuola, perché, come dico, prima di tutto la sicurezza dei ragazzi viene prima di qualsiasi altra cosa. Una decisione sofferta, quella presa dalla sindaca di Oderzo Maria Scardellato, chiudere la scuola media della città, oltre 500 studenti, cui si sommano altri 300 del liceo Scarpa ospitati nello stesso plesso. Del resto la relazione sull'antisismica commissionata a dicembre dallo stesso comune non lascia grandi margini di discrezionalità. Davanti a indicazioni di questo tipo c'è resistenza del calcestruzzo molto basse, e questa carenza è diffusa dappertutto. Non me la sono sentita di lasciare aperta la scuola. L'indagine è arrivata dopo anni sulle montagne russe. È da tempo che l'amministrazione partecipa a bandi sia nazionali che regionali per l'adeguamento antisismico, senza successo. In un caso il cantiere era di fatto pronto a partire. Nel maggio 2021 eravamo già arrivati con l'impresa a iniziare i lavori, ma nel frattempo era successo, avevano cominciato a alzarsi i prezzi, e l'impresa, giustamente da parte sua, non ha firmato il contratto perché i prezzi erano saliti e quindi non ci stava più dentro. Il problema ora è organizzativo. Dopo qualche giorno di didattica a distanza, da giovedì prossimo gli studenti saranno trasferiti in altre strutture, 15 aule al patronato Turroni, 10 alle scuole di Piavon, che saranno a loro volta ricollocate alla primaria dall'Ongaro. Questo per i primi 2 mesi, perché immediatamente partiremo con l'ordine delle aule prefabbricate che andremo a collocare nel parcheggio dietro al Foscolo. Allo stesso tempo il Comune dovrà accedere a un mutuo per i lavori di adeguamento stimati in almeno 5 milioni di euro, nella speranza che tra bandi regionali e PNRR si trovino le risorse. Intanto lunedì Scardellato incontrerà i genitori, ai quali ha già inviato una lettera. Posso dire che mi dispiace, ma che anche loro cerchino di capire la mia situazione e la difficoltà che ho avuto nel prendere la decisione e che ho tuttora per portare avanti la problematica. In campo c'è anche la provincia per la parte di competenza, ma il problema della sicurezza non riguarda solo l'istituto di Oderzo. Io non credo che ci siano risvolti legali, danni non ne sono stati fatti, nessuno è stato, ha patito pericolo in questo momento. Io credo invece che sia una buona azione amministrativa questa, la sicurezza prima di tutto degli studenti, del corpo docente, e quindi è bene procedere senza se e senza ma. Appoggia totalmente la linea della sindaca di Oderzo Stefano Marcon, presidente della provincia. Proprio il Sant'Artemio è competente per la parte relativa al liceo Scarpa, visto che l'edilizia dell'istituto
istituti superiori in materia dell'ente di secondo grado. In questo caso una parte dei liceali sarà trasferita nei locali della parrocchia San Vincenzo di Oderzo, un'altra a Motta di Livenza, dove peraltro si trova la sede centrale dello Scarpa. Resta il tema di fondo ed è generale, ovvero lo stato di salute delle scuole nella Marca. La decisione di Oderzo potrebbe aprire un fronte fra i primi cittadini. Marconna, dal canto suo, ricorda gli sforzi fatti negli ultimi anni per l'edilizia delle scuole superiori. Le ricognizioni che abbiamo fatto in provincia di Treviso hanno portato quelle risorse che stanno mettendo in ordine tutte le scuole provinciali. In questa di Oderzo non vi era alcuna avvisaglia. Ci stiamo già attivando per candidare la realizzazione di un nuovo plesso in quel di Oderzo, cercando di sfruttare bandi che sono stati messi a disposizione dalla Regione, e quindi faremo le corse per portare a casa qualche risorsa per nuove edificazioni. PNRR che nelle scuole della Trevigiano dovrebbe cubare diversi milioni di euro di nuovi interventi, una pagina questa che per buona parte va ancora scritta. La cronaca, ora un bambino di 2 anni e la mamma sono rimasti feriti dopo essere stati azzannati da un pitbull sfuggito al proprietario a San Donà di Piave. Un pitbull di grosse dimensioni le è saltato addosso, azzannando il bambino di appena 2 anni che teneva in braccio. Sono stati momenti interminabili di autentico panico, quelli vissuti da una mamma e il suo piccolo in via Brusade a San Donà di Piave, durante quella che fino ad un istante prima era stata una passeggiata in un tranquillo tardo pomeriggio. È un attacco imprevedibile perché è arrivato alle spalle. Per quanto dichiarato dal padrone dell'animale, il cane le è sfuggito dalla sua conduzione a guinzaglio perché ha visto un gatto, ha dato una tirata e si è divincolato. Durante la rincorsa a questo gatto, non trovandolo più, purtroppo è andato sovraeccitato, è andato ad aggredire la prima cosa che ha visto in movimento, ovvero la mamma con questo frugoletto in braccio. Il proprietario del cane e il padre del bambino si sono precipitati per cercare di staccare il cane dalla presa. Oltre allo shock, la donna ha rimediato abrasioni al braccio sinistro per una prognosi di 5 giorni. Peggio è andata al figlioletto. Sono state dati 5 punti di sutura su una ferita lacero-contusa molto molto profonda, più varie abrasioni fatte dai secondi tentativi di morso dell'animale, ma fortunatamente, ripeto, zoppicherà per un po', ma resterà una cicatrice che poi vedremo come andrà a sanarsi, ma almeno non siamo andati a ledere una situazione di crescita e di struttura. I 2 genitori hanno sporto querela ai carabinieri di San Donà di Piave nei confronti del proprietario del cane, che ora dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Riccardo Vizzi è il consulente legale dello studio 3A che sta seguendo il caso. Ci sono varie situazioni che un indagato, che poi diventerà imputato, può andare a richiedere, quindi un patteggiamento, un rito abbreviato. In questo caso potrebbero anche esserci presupposti per una messa alla prova, quindi commutare la pena ai lavori socialmente utili, oltre che una parte civile con una richiesta risarcitoria per le lesioni che il piccolo e la mamma hanno subito. Ora la cronaca dalle strade. Prima del prossimo servizio c'è un aggiornamento proprio di questi minuti con una ragazzina sui 12-13 anni, questo sappiamo al momento, che in via Roma a San Polo di Piave sarebbe stata investita da un'auto pirata e sarebbe stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Treviso. Erano da poco trascorse le 17, quindi non molto tempo fa. Queste le prime frammentarie informazioni che abbiamo, naturalmente eventuali aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali. Ora il drammatico incidente stradale invece questa mattina lungo la Riviera Berica, costato la vita a un pensionato di 85 anni che, sbalzato fuori dall'auto, è morto sul colpo. Barbarano Mossano, un automobilista di 85 anni, è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale. Il pensionato era alla guida della sua vecchia Fiat Uno rossa quando poco dopo le 10 si è scontrato contro un'altra utilitaria. L'impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 247 della Riviera Berica, in località Ponte di Barbarano. L'anziano conducente vi si stava immettendo da Via del Commercio, ma per cause in corso di accertamento il mezzo ha impattato con una Fiat Punto. Lo scontro è stato particolarmente violento. Forse l'85enne non indossava le cinture, ma il suo corpo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo sull'asfalto, morendo sul colpo. I sanitari del SUEM intervenuti prontamente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre hanno accompagnato in codice giallo al pronto soccorso l'altro automobilista ferito, ma non in pericolo di vita.
Ora parliamo del crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza e in generale delle popolari. Interviene il Consiglio di Stato per dire no al ristoro dei risparmiatori che abbiano commesso degli errori nella domanda di indennizzo. Crack delle banche popolari, nuovo capitolo nella tortuosa strada dei risparmiatori verso il recupero dei capitali perduti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze contro una sentenza del TAR che aveva dato ragione a una risparmiatrice che non si era vista accogliere l'istanza di risarcimento del fondo di indennizzo a causa di alcuni errori nella presentazione della domanda. Un pronunciamento che ora mette a rischio la posizione di quasi 5.000 possessori di titoli degli istituti andati in liquidazione. La sentenza del Consiglio di Stato complica purtroppo non poco la situazione dei risparmiatori che si sono visti rigettare la domanda di indennizzo a causa di errate indicazioni circa il reddito e o il patrimonio. Stiamo sollecitando anche in queste ore i parlamentari e il Ministero dell'Economia affinché si proceda immediatamente alla distribuzione del residuo che ammonta a circa 540 milioni. A oggi il fondo di indennizzo ha distribuito tra 137.000 risparmiatori oltre 1 miliardo di euro, coprendo il 30% del valore di acquisto delle azioni e il 95% delle obbligazioni, fino a un tetto massimo di 100.000 euro. Un diritto questo che per la gran parte delle associazioni che tutelano i cittadini non dovrebbe venire messo in discussione da errori nelle domande di accesso ai ristori. L'obiettivo principale adesso resta in ogni caso la ripartizione dell'altro $500 miliardi di euro del FIR ancora da versare proprio ai risparmiatori. Il residuo deve essere distribuito semplicemente in base a quanto previsto dalla stessa legge istitutiva del FIR. Saremo a Roma i primi giorni di febbraio per capire che cosa la politica intende fare, se intende appunto dar corso a quanto è previsto da una legge dello Stato o se invece intende non dar corso, con tutte le conseguenze del caso, a quanto previsto da una legge dello Stato. Ora nel veneziano la chiusura della Akzo Nobel approderà nelle aule parlamentari e da qui sul tavolo del governo il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, annuncia un'interrogazione che sarà presentata la settimana prossima in Senato. L'azienda con sede nei Paesi Bassi, pur essendo in ottime condizioni, ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Peseggia nel comune di Scorzè per portare la produzione in Svezia entro i primi di giugno e ha annunciato 46 esuberi tra i dipendenti. Il Partito Democratico, si legge in un comunicato, farà il possibile per evitare questa soluzione. Il primo passo sarà di chiedere al governo di interessarsi della vicenda e di intervenire di conseguenza. La biologa Antonella Viola ha dichiarato che il vino fa male alla salute, lo ha collegato a malattie di una certa gravità. Sentiamo la risposta di chi il vino lo produce. Nessuna polemica, ma piuttosto delle precisazioni. Dopo le parole della biologa Antonella Viola, che ha sottolineato come anche solo 2 bicchieri di vino possono far male, i produttori rispondono chiedendo precisione nel commentare le frasi di una scienziata che ha sicuramente valide ragioni, frasi però che non vanno ingigantite. È giusto seguire i consigli da un punto di vista salutistico della dottoressa Viola, però non dobbiamo fare confusione quando si dice 1 bicchiere, 2 bicchieri. Dobbiamo iniziare a precisare quanti grammi litro vengono assunti da una persona e anche dal peso della persona, perché se uno pesa 40 kg e uno pesa 120 kg è una cosa diversa. Dichiarazioni che hanno riguardato anche l'etichettatura, con alcuni paesi europei che chiedono di inserire nelle etichette del vino frasi che ricordano il pericolo per la salute. L'etichetta, noi siamo inquadrati da un punto di vista legislativo come un prodotto alimentare che tra l'altro paga versa un'IVA che è molto più alta dei generi alimentari e pensare che un genere subiamo tutta la legislazione alimentare come essere dei produttori di una bevanda nociva, questo disturba molto molto fortemente. Il pericolo è anche quello di strumentalizzare le parole apprezzabili di una ricercatrice per scatenare una guerra contro il vino, magari una guerra che parte da paesi che producono altro e che hanno interesse a screditare una produzione che in Italia esiste da millenni. Restano gravi le condizioni del 43enne operaio manutentore di Bassano del Grappa, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso dopo essere caduto per 9 metri quando il tetto del capannone sul quale stava lavorando ha ceduto. Il dramma ieri mattina alla Sertec di Biancade di Roncade, in corso le indagini dello Spisal per accertare le cause del cedimento della struttura che ha provocato la caduta dell'uomo dipendente di una ditta esterna di Castelfranco.
La realtà virtuale a supporto della sicurezza sui luoghi di lavoro, presentato ad Asolo oggi, un progetto realizzato da Confartigianato Marca Trevigiana insieme ai Vigili del Fuoco. Oggi l'assessore Donazzan cercheremo di far capire qual è oggi il limite di questa norma che ormai è datata, un limite che nei nostri corsi di formazione, anche ai nostri addetti, vengono ripetute, esempio norme di PCR, leggi, numeri che non ci servono. A noi servono momenti di continuo confronto su quelli che sono i temi della sicurezza, creare quel sentimento di sicurezza fra tutti i nostri dipendenti. Meno burocrazia e più praticità è l'appello degli artigiani alla Regione Veneto per quanto riguarda i corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dimostrare loro con video, dimostrare loro con tutta una serie di situazioni qual è la situazione di emergenza a cui è capitato, qual è stata la situazione con cui si è procurato quell'incidente. Continuare a puntare sulla formazione è la parola d'ordine anche per l'assessore regionale Donazzan, che poi puntualizza. Quello che però non deve essere che la formazione sia solo la legge, il rispetto della legge e la burocrazia, perché poi quello imbriglia. È molto meglio continuare a fare iniziative come queste, in ciascuna azienda continuare a fare formazione. È con questo obiettivo che arriva il progetto Virtual Reality for Safety Training, realizzato da Confartigianato, imprese Marca Trevigiana, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Treviso e il contributo di un pool multidisciplinare di esperti. Si tratta del primo strumento a livello nazionale che riproduce in modo autentico il luogo di lavoro ed è stato studiato per consentire una raccolta dati basata sulle scelte che i vari giocatori effettueranno durante le sessioni al fine di consentire analisi qualitative e quantitative del comportamento e l'apprendimento. Questi simulatori servono veramente per immaginare tutti gli scenari. Non c'è solo la teoria, anzi devo dire che si impara di più facendo pratica. Prevenzione che passa attraverso i lavoratori di domani, presenti infatti all'incontro di Asolo anche gli studenti di diversi istituti della Marca che hanno potuto sperimentare la simulazione. Noi tempo addietro abbiamo fatto anche dei progetti con i ragazzi, proprio ragazzi di scuola media superiore, perché sono loro il nostro futuro e quindi è fondamentale far capire i concetti della cultura della sicurezza all'interno degli ambienti scolastici. 3 mesi fa l'incendio devastante che distrusse lo storico albergo di Ponte Serra a Lamon, una corsa contro il tempo, quella dei titolari stretti dall'abbraccio dei volontari decisi a ricominciare. Oggi il primo passo verso la normalità con la riapertura del bar. Chi c'era l'8 novembre dell'anno scorso, chi vide le fiamme, probabilmente fa fatica a credere che oggi sia stato di nuovo possibile entrare a bere un caffè nella locanda Ponte Serra, devastata da un furioso incendio. Tra questi c'era un collega che di quel territorio è la memoria storica. Mi aveva messo una gran tristezza perché è un centro di vita della vallata. Vederlo riaprire? Vederlo riaprire mi rigenera... Mi annuncia la primavera. C'è sempre questo pensiero, la levataccia la mattina presto e le immagini che abbiamo ancora nella memoria, però dai, fra poco saranno solo un piccolo ricordo. Certo, le tracce ci sono e si vedono dietro le impalcature, ma all'interno tutto è accogliente, restano intatti i sapori di un ambiente che ha più di un secolo, grazie all'impiego di materiali recuperati, ma soprattutto colpisce il sorriso di chi, avendo perso quasi tutto, con tenacia e coraggio ha trovato la forza di ricominciare oggi, con la speranza di riaprire tra una settimana anche il ristorante. Siamo tutti felici perché dopo un evento del genere adesso finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, insomma, e dopo l'accoglienza della gente è stata straordinaria come in questi 2 mesi, quindi siamo finalmente felici, insomma. È andata a buon fine l'operazione di raccolta e consegna aiuti in favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra. Sono arrivati a destinazione i mezzi organizzati dai volontari proprio di Lamon, ma anche Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi e Milano.
Ecco l'arrivo della colonna di mezzi che dopo 3.000 chilometri hanno raggiunto la città di Leopoli in Ucraina per la consegna dei beni raccolti dai volontari di Lamon, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi e Milano. 6 furgoni, 14 volontari alla guida, un carico di circa 70 quintali tra vestiario, alimentari e farmaci sono stati depositati al seminario dello Spirito Santo diretto da padre Ior Boico, che si occupa della distribuzione alle persone in difficoltà in quella terra martoriata da una guerra che non conosce sosta. Un'operazione di solidarietà che ha unito pubblico e privato. L'ULSS Dolomiti ha inviato 22 apparecchiature elettromedicali e materiale sanitario. I volontari hanno raccolto anche giocattoli per bambini, una carrozzina e altri beni di prima necessità per un valore di circa 6.000 euro, frutto di donazioni dei cittadini. La gioia dell'arrivo e della consegna dei beni è stata però interrotta dal suono delle sirene antiaeree. Mi sento male. Ma perché sono emblematiche. Non so se sentite il suono delle sirene. Un suono prolungato e cupo che anticipa l'arrivo di una incursione aerea nemica. Ieri pesa questo. Sirene. Un clima tetro e spettrale, racconta il portavoce dei volontari Gino Pante di Lamon, soddisfatto per l'esito positivo dell'operazione di solidarietà, con l'auspicio che presto l'orrore della guerra possa restare un brutto ricordo. Un doveroso aggiornamento ora sul caso di cui vi accennavo poco fa, una ragazzina sui 12-13 anni investita a San Polo nel Trevigiano da un'auto, è grave al Cafoncello, pareva inizialmente si trattasse di un'auto pirata, invece il conducente pare essersi fermato poche centinaia di metri dopo, quindi è rimasto sul posto anche se si è fermato poco dopo. Eventualmente se avessimo aggiornamenti naturalmente sulle condizioni della ragazza ve li riferiremo. Intanto andiamo a Bassano del Grappa per la giornata mondiale degli abbracci. Un gesto che vale più di 1000 parole, festeggiato oggi in tutto il mondo. Di cosa parliamo? Dell'abbraccio. Una ricorrenza che nasce dall'idea di un pastore statunitense negli anni '80 e che oggi, soprattutto dopo la pandemia, assume un significato ancora più grande. È la giornata internazionale degli abbracci. Ma l'abbraccio ce lo fate vedere? Maria, 50 anni di matrimonio. Sì, l'abbraccio è sempre un avvicinarsi fisicamente a una persona. Veramente. Si trasmette parecchio con un abbraccio. L'abbraccio si usa nei momenti di gioia, si usa anche nei momenti di dolore, forse è più efficace, io almeno nella mia vita ho sperimentato questo, che nel momento veramente del dolore profondo un abbraccio, la vicinanza fisica di una persona ti trasmette molte cose. Per cui ben venga questa festività, ne sentiamo tante festività assurde che non hanno un senso, forse questa ha un senso. Bello abbracciare. Ah sì. Noi ci abbracciamo sempre. Oggi è la giornata mondiale internazionale degli abbracci. Un bel abbraccio? Tra noi? Ah beh. Ci vediamo sempre. È bello abbracciarsi? Ma sì? Sì. Perché? Perché comunque ti riconnetti con un contatto con, come si può dire, l'altro, quindi è una cosa che ti scalda, diciamo, sì. Un bel abbraccio? Dai, abbiamo messo un abbraccio. È bello abbracciarsi? È bellissimo, è la cosa più bella abbracciarsi, dai. Sì. Basta. È la giornata internazionale degli abbracci. Ci fate un abbraccio per Rete Veneta? Anche col bacio. No, troppo. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Alta pressione con condizioni stabili, poi la settimana inizierà all'insegna del brutto tempo. Domenica 22 gennaio intanto ci sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto tempo buono, sarà asciutto e non sono previste piogge. Cielo a tratti coperto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Venti moderati nord-orientali in pianura. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Clima freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile o nuvoloso in alcuni momenti, ma con ampie parentesi soleggiate. Bora sostenuta anche forte a Trieste. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto con un'alternanza di sole e di annuvolamenti. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 2-3 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.